Questa sera insieme a voi abbiamo scoperto una Toti Dal Monte inedita, comunque che non tutti conoscevano, nella sua veste di imprenditrice agricola e con la sua passione per la cucina. Cosa ci potete raccontare in questo senso? Allora, abbiamo scelto questo luogo che è un luogo della memoria di Toti Dal Monte, siamo nella saletta Toti appunto da Lino per parlare della Toti gourmand, della Toti che diciamo non era soltanto un grande soprano, ma era anche una grande appassionata di cibo, cultrice del cibo della tradizione e anche talent scout di giovani cuochi emergenti. Una donna che aveva intuito anzitempo il ruolo che la gastronomia e la cultura del cibo avrebbero avuto anche come leva economica per i territori. Luisa Cigagna si è occupata di una ricerca, devo dire, entusiasmante nella Toti Gourmand, una ricerca che affonda le sue radici nell'infanzia e che arriva a costituire la figura anche di un'imprenditrice, perché Toti Dal Monte, quando poi si ritira o comunque con i primi grandi guadagni, investe anche in terreni. Ci racconti questa anima imprenditoriale della Toti? Certo, all'inizio delle sue memorie sembrava appunto che Toti, con i guadagni delle tournée che faceva appunto in giro per il mondo, avesse acquistato solo dei beni di lusso. In realtà, grazie appunto a un privato che ci ha fatto pervenire dei registri, dei libri mastri, veniamo a scoprire che lei, oltre alla villa di Barbisano, acquista anche delle proprietà terriere. Sono stalle, sono appezzamenti agricoli dove lei coltiva cereali, vite, e anche alberi da frutto, e grazie a questa produzione agricola lei riuscirà a vincere anche molti premi durante le fiere agricole che vengono svolte appunto dagli anni 20 agli anni 40. E questo ci dimostra anche una sua grande attenzione per la filiera, non soltanto appunto per il prodotto finale che è il cibo, ma anche come questo cibo viene prodotto, e quindi la sua straordinaria modernità e anche la sua lungimiranza vengono fuori appunto da queste ricerche che sono state fatte grazie alle celebrazioni per ricordarla. Abbiamo parlato anche delle ricette amate da Toti Dal Monte, alcune delle quali si trovano ancora nella carta di Lino, le vogliamo raccontare? Ce n'è una in particolare che è la sogliola alla Toti, che è stata anche ripresa in un video da Vincenzo Bonassisi, dove appunto viene cotta questa sogliola alla Toti fatta in una maniera particolare proprio per coniugare la sua venezianità anche con questo luogo, e viene riproposta ancora in alcune occasioni. Dicevamo Toti Dal Monte scopritrice di talenti gastronomici, Lino Toffolini è probabilmente insomma la figura che più ha contribuito a far emergere, portando a Pieve di Soligo anche veramente il Gotha internazionale. Certamente, quando Lino torna dall'estero, rileva la trattoria alla posta di Pieve di Soligo, all'inizio fa un po' di fatica perché è troppo giovane, è foresto e tenta un rinnovamento della cucina trevigiana che veniva riscoperta in quegli anni, e lei lo incontra e scoprono di avere comunque una grande passione per il cibo e anche per la lirica. Lo sostiene, lo incoraggia e invita a mangiare in questo ristorante i suoi personaggi più cari, e qui arrivano, oltre ai suoi amici, anche Elsa Maxwell, l'insegnante di dizione di Marlon Brandon, e certamente come dire, uno dei personaggi più in vista dell'alta società, del jet set di quel periodo, ma anche il re Farouk, che si era invaghito appunto di un'allieva di Toti Dal Monte. E quindi insomma, se il ristorante prima faceva fatica a riempire le sale, poi deve appunto ritardare le prenotazioni di almeno 15 giorni perché viene conosciuto e apprezzato anche per la qualità della cucina di Lino. Ecco, questo è un altro risvolto di quel ritratto di signora che è contenuto nel libro che abbiamo voluto editare dopo il convegno che è stato appunto tenuto a Pieve di Soligo nel 2023, e ci restituisce un'altra pagina. E di questa signora continueremo a parlare perché ogni anno e ogni occasione è comunque favorevole per scoprire un nuovo tassello, di un mosaico interessante di artista, di donna, ma come possiamo vedere anche di imprenditrice fortemente legata al territorio, al chilometro zero, e possiamo dirla antesignana anche della sostenibilità. Certamente.